Un servizio importante per l'associazione del paese. Siamo con Peter Fecchio, che oltre a essere un professionista è anche una delle colonne portanti della protezione civile di Loreo. Cosa avete fatto ieri sera, Fecchio? Allora, ieri sera abbiamo fatto un corso di formazione che trattava gli aspetti dell'igiene alimentare, quindi un corso di formazione normato dal pacchetto igiene europeo, quindi il regolamento 852 della Comunità Europea del 2004 per gli addetti alla trasformazione, manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande. Ecco, è un servizio che avete fatto gratuitamente per l'associazione di Loreo. È stato seguito? Allora sì, era un corso di formazione che proprio interessava gli addetti a chi manipola, trasforma e somministra alimenti, e siccome ormai in tutte le feste comunque paesane che vengono fatte si ha sempre a che fare comunque con la parte alimentare, e quindi abbiamo promosso questo corso a una, diciamo, rappresentanza un po' di tutte le associazioni del paese. È stato seguito e anche stato molto utile, e sono stati molto interessati e bravi, con tante domande molto interessanti. Il corso viene promosso dal nostro studio, quindi gruppo studio e gruppo AIS, architettura, impiantistica e sicurezza, e è, diciamo, presentato dalla parte mia come tecnico professionista per quanto riguarda sicurezza sul lavoro e igiene alimentare. La parte di docenza è svolta dal mio collega Marco Greguoldo, che lui è anche tecnico alimentarista, e quindi volevo ringraziare principalmente lui e anche tutto il mio staff che si è occupata di tutta la parte organizzativa, documentale, di raccolta informazioni e raccolta documentale di tutti i partecipanti. E volevo anche ringraziare comunque l'amministrazione comunale che ha sposato appieno il mio progetto, e un ringraziamento a Giovanni Civiero in qualità di rappresentante e amministratore comunale per quanto riguarda la delega alle associazioni del paese, e anche l'associazione Noi di Loreo che ci ha ospitati presso il teatro presso il centro sociale, il teatro del centro sociale, e anche loro in forma completamente gratuita. Anche naturalmente un ringraziamento va al gruppo comunale di protezione civile nella figura di Domenico Cucchiari come coordinatore, io come vice coordinatore, quindi, e anche di tutto quanto il gruppo che ha collaborato con me perché riuscisse al meglio, ecco, questo tipo di corso, questo evento. Sicuramente verrà riproposto anche il prossimo anno, vista la partecipazione e l'interessamento dei gruppi del paese.